Buongiorno a tutti. Niente, noi andiamo a descrivere un po' l'esperienza che abbiamo fatto. Abbiamo fatto questa esperienza, riprendo velocemente l'ambito in cui abbiamo lavorato. L'ha già spiegato bene Raffaela, dico giusto due parole. Questo lavoro che abbiamo fatto ricade all'interno del SISAR. SISAR ha due sezioni. La sezione A è quella relativa al monitoraggio del territorio. In sostanza monitoriamo delle aziende orticole, ne monitoriamo una quindicina, aziende orticole biologiche, osserviamo quello che succede e riportiamo questi dati osservati in un bollettino che è disponibile sia sul sito di ERSA che sul sito di AIAB. All'interno di questo bollettino, oltre a quello che vediamo, ci sono anche delle indicazioni di gestione che possono essere utili un po' per tutte le aziende. Dall'altra parte abbiamo la sessione B che prevede un'assistenza tecnica su chiamata, quindi le aziende orticole della regione possono chiamare e questa assistenza è rivolta alla gestione di particolari questioni o problematiche. Questa assistenza è gratuita. Sempre nella sezione B c'è poi la realizzazione delle azioni dimostrative e il lavoro che vi presento rientra in queste azioni dimostrative. I risultati ottenuti vengono poi trasferiti all'interno di incontri tecnici. E la parte orticola di AIAB siamo io, che sono Michael Centa, e il collega Andrea Giubilato. Cosa abbiamo fatto quest'anno? Quest'anno abbiamo fatto, riporto insomma, le osservazioni che abbiamo fatto all'interno di questo campo catalogo di zucche biologiche. Ogni anno proponiamo una coltura e andiamo a strutturare il lavoro che facciamo in questo modo. Facciamo un lavoro un po' diverso rispetto a quelli che sono stati presentati fino adesso, nel senso che noi non andiamo a fare delle prove con blocchi randomizzati, analisi di significatività o statistica. Quello che ci interessa, in risposta proprio a un'esigenza che viene dalle aziende, è quella di andare a fare un campo comparativo varietale. Perché questo? Noi monitoriamo delle aziende di dimensioni medio-piccole che lavorano prevalentemente in vendita diretta. Quindi vuol dire che il rapporto tra il produttore e il consumatore è un rapporto, nella maggior parte dei casi, diretto. Ci interessa dare ai produttori degli strumenti per valorizzare le varietà che producono e saperle poi spiegare e trasferire questa conoscenza ai consumatori finali, anche in un'ottica di utilizzo delle diverse varietà. Abbiamo fatto, diciamo, nel corso degli anni, abbiamo lavorato sulle brassicacee, abbiamo lavorato sui radicchi, abbiamo lavorato sul fagiolo, quest'anno lavoriamo su cipolla, quest'anno 2025, e per il 26 abbiamo messo giù la settimana scorsa una prova di coltivazione di patata in serra però. Sempre nell'ottica di una piccola produzione da destinare al mercato del fresco e una produzione precoce. Questo così per dare qualche spunto per il 26. Cosa abbiamo fatto nel 25? Questo è il campo catalogo che abbiamo messo giù e avevamo in prova queste varietà, 8 varietà avevamo in prova, appartenenti sia alla specie maxima che alla specie moscata. Le zucche da inverno appartengono sia a Cucurbita maxima che a Cucurbita moscata. Poi c'è un'altra specie che però è americana, quindi quella non viene ricompresa tra quelle che avevamo in prova. Vi leggo un attimo le varietà, tanto per calarci un po' più nel vivo della nostra esperienza. Avevamo in prova Vanity, avevamo in prova un siglato di Delica, avevamo in prova la Cappello da Prete, che è una varietà del Reggiano, e quella che fanno i tortelli a Reggio Emilia in pratica. Avevamo la Beretta Piacentina, avevamo un Iron Cap, una Butternut, avevamo poi la zucca Giovannina. La zucca Giovannina è la zucca che una delle aziende che monitoriamo produce da seme ottenuto da una signora del luogo e l'azienda porta avanti questa varietà. Qui siamo andati anche insieme ad Andrea un po' indietro perché ci interessava capire da dove uscisse fuori questa varietà qua. Insomma, andando indietro abbiamo sentito un 4-5 persone a ritroso fino a cercare di arrivare al primo che l'aveva avuta. Insomma, sta zucca qua viene dal Venezuela e l'ha portata qua un dipendente della ditta Impregilo, che era una ditta, grossa ditta statale, che aveva delle commesse per la costruzione di dighe in Venezuela. E quindi con lui è tornato a casa e è tornata a casa anche sta zucca. In mezzo c'era anche una storia d'amore, insomma era una roba anche simpatica. Comunque, torniamo a noi. Le sementi quindi vengono
da agricoltori custodi locali, da due ditte sementiere e dall'Istituto Zanelli di Reggio Emilia, che ha curato il recupero e la conservazione di questa varietà tipica che è la Cappello da Prete. In aggiunta ci abbiamo messo anche una semente che ha recuperato Andrea di Lagenaria. La genaria è la zucca che avevamo qui prima della scoperta dell'America. È la zucca dei greci, la zucca dell'antica Roma, dell'Egitto, ed è una zucca che molto probabilmente è di provenienza africana. Sono le classiche zucche fiasco. Ecco, lo schema del campo catalogo era strutturato in questo modo. Avevamo due file con le 8 varietà, 4 varietà per fila. In testa avevamo la genaria. In mezzo c'era un passaggio. All'ingresso abbiamo esposto il cartellone con le varietà, qui le ho rimesse di modo da avere idea di quello che avevamo in prova. Ecco, qua c'è tutta la variabilità di cucurbita, in alto a sinistra, tutte le varietà che avevamo in prova e sotto avevamo la genaria. Veniamo un po' al pratico. Cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo impostato questo campo su un precedente sovescio di graminacee spontanee. Cosa significa? Significa che l'azienda aveva in precessione delle orticole a ciclo autunnale, le ha raccolte, il terreno si è riempito di queste graminacee spontanee che sono lasciate, fatte andare a fiore e poi trinciate. L'azienda ha integrato poi questo sovescio verde con del compost. Ha fatto due passaggi col biodisc. Ecco, qua entriamo diciamo in una tematica relativa alle lavorazioni. Questa azienda qui ormai da diversi anni non ara, ma utilizza delle tecniche alternative all'aratura. Qui parliamo di un preparatore che monta dei denti e dietro monta dei dischi. Rifinitura con erpice rotante e passaggio con l'aiuolatrice per la preparazione delle aiuole. Il 27 aprile siamo andati a seminare. Qua ho messo 4 foto un po' della semina che abbiamo fatto insieme all'azienda ospitante, l'azienda Piton di Rivarotta di Teor. Qui ci sono le diverse varietà con la differenza del seme. La prima a sinistra è zucca fiasco, che vedete che ha un seme ben diverso dalle varietà appartenenti al genere cucurbita. Siamo andati poi il 18 maggio a fare il trapianto. Il cesto di impianto che abbiamo usato è stato di 2,5 metri per 80 centimetri e avevamo 15 piante per ogni varietà. Questo è stato il momento del trapianto. Avevamo le aiuole pacciamate col Mater B, irrigazione tramite manichetta e in mezzo siamo andati a stendere la paglia. Paglia stesa a una ventina di centimetri di strato, di spessore. Questo perché? Perché puntavamo a eliminare completamente il problema della gestione delle infestanti, tramite Mater B sulla fila e tramite paglia sugli spazi interfila. Qui avete un'immagine un po' più di dettaglio del trapianto. Come è andata con le malerbe? Beh, nel complesso è andata relativamente bene, ma le infestanti, quelle rizomatose, tipo la lingua di vacca, tendono comunque a spuntare, anche se lo strato di paglia era notevole. E poi abbiamo avuto delle rinascite di frumento. I semi che sono dentro sulla paglia sono poi rinati. Cosa abbiamo fatto? Il più grosso è stato passato a mano con un passaggio manuale in pratica. Non abbiamo fatto nessun intervento fitosanitario e siamo andati a fare dei rilievi, che adesso vi mostro. Vi ho portato un po' i punti salienti anche per non andare troppo lunghi. Primo rilievo, 25 giorni dal trapianto. Cosa siamo andati a vedere? Siamo andati a vedere la copertura fogliare, lo sviluppo vegetativo e il mancato attecchimento. Il mancato attecchimento è stato comunque contenuto. La copertura fogliare mirava a rilevare la dimensione della foglia e quindi la capacità della varietà di coprire il terreno e indirettamente si correlava anche con lo sviluppo vegetativo. Cosa abbiamo notato? Abbiamo notato che c'era in questo primo rilievo un blocco di varietà, la Cappello da Prete, Delica e Vanity, che avevano uno sviluppo vegetativo limitato. Abbiamo trovato anche la presenza di afidi su alcune di queste varietà. Ecco, qui le vedete un po' in sequenza, giusto due particolari, due aspetti. Vedete, in basso abbiamo Vanity e abbiamo il siglato di Delica che manifestano un habitus, un aspetto piuttosto compatto.
Vedete che qui la tipica tendenza della zucca a, diciamo, affilare, a correre con fusti, non si vede. Cosa diversa invece, ad esempio, su Giovannina e su Marina di Chioggia. Queste vedete che hanno dei fusti secondari, partono, filano, camminano, coprono. Ecco, alcune indicazioni sulle esigenze climatiche di questa specie. La bibliografia ci racconta che la temperatura ottimale per la crescita è compresa tra 20 e 30 gradi. Andiamo a vedere un po' come è andata con il meteo. I dati sono presi dalla stazione di Codroipo, che è la più vicina al luogo dove avevamo la prova. Prendo il periodo 18 maggio-12 giugno, quindi dal momento del trapianto al momento del rilievo, di questo primo rilievo. Abbiamo avuto su praticamente 24-25 giorni di indagine 12 giorni con temperature medie inferiori ai 20 gradi e nei primi 10 giorni dopo il trapianto ho avuto 110 mm. Quindi probabilmente i risultati che abbiamo descritto sono anche in dipendenza di questi aspetti qui. Ecco, un dato importante da evidenziare è che qui siamo su un terreno che ha una percentuale di limo superiore al 50%. Quindi questo aspetto correlato al discorso termico e all'elevata precipitazione post-trapianto probabilmente ha condizionato il comportamento di alcune delle varietà in prova e ha condizionato anche la questione afidi. Ecco, noi per gli afidi non abbiamo fatto niente, anche perché siamo andati a monitorarli in due occasioni e abbiamo notato che la presenza di insetti utili a livello delle colonie era cospicua. Vedete lì ci sono delle ovature di coccinella sull'immagine in alto, parte sinistra, e poi quelle specie di larvette fluorescenti sono delle larve di Afidolette e Afidimizza. Entrambi sono dei predatori. Abbiamo trovato anche delle uova di Crisopa, che sono quelle sull'immagine in basso, col caratteristico filamento. E vuoi la presenza degli ausiliari, vuoi un po' che il clima è cambiato dopo, le colonie degli afidi sono rimaste confinate, sono andate pulite e non sono progredite alla nuova vegetazione. Secondo rilievo, 70 giorni dal trapianto, quindi siamo a un paio di mesi qui dal trapianto, e comincia l'allegagione. Quindi ci interessava rivedere i due aspetti di prima, relativi allo sviluppo vegetativo e alla copertura fogliare, e ancora vediamo che Cappello da Prete, Delica, Vanity, ma in questo caso anche Giovannina, non hanno quel gran sviluppo vegetativo, o meglio hanno uno sviluppo inferiore rispetto alle altre varietà in prova. Aspetto dell'allegagione. Beh, allora qui spiccano alcuni aspetti. Spicca Iron Cup, che ha un diverso numero di frutti allegati, dove vedete G vuol dire frutti già grandi, P vuol dire frutti piccoli. Noi abbiamo diviso in questo modo. Quindi c'era una certa scalarità, questo è il tema anche di analisi. Abbiamo dopo Delica che aveva differenziato 16 frutti, abbiamo Vanity che non aveva differenziato 1, abbiamo la Giovannina che ne aveva differenziato solo 1. Cosa si vede a livello sanitario o fisiologico, insomma, adesso lo spiego meglio, in questa fase qui? Erano presenti degli ingiallimenti fogliari più o meno marcati. Qui vedete le diverse varietà in prova, diverse per dimensione, per forma, per buccia. Ci interessava proprio andare ad approfondire questi aspetti qui. E avete qui anche il campione Vanity che, come vedete, ha soltanto fiori maschili. Cioè, a 70 giorni dal trapianto non aveva differenziato un frutto su 15 piante. Ricordo che la zucca è una specie che porta fiori maschili e femminili su strutture separate sulla stessa pianta. Quindi affinché avvenga impollinazione, quindi fecondazione e formazione dei frutti, il polline deve transitare dal fiore maschio al fiore femmina. Ecco, queste erano le altre varietà che avevamo. Focalizzo un attimo l'attenzione sul Giovannina, che è questa varietà venezuelana. Allora, negli anni in cui l'abbiamo avuta sotto mano, un po' le caratteristiche che manifesta sono quelle dell'immagine in basso. L'unico frutto che era differenziato aveva le caratteristiche sopra. Questo probabilmente è frutto di un'ibridazione nell'annata precedente che ci siamo portati dietro. Probabilmente qui l'anno precedente c'era stata un'ibridazione con una butternut. Difatti ha delle caratteristiche un po' intermedie. Questi erano gli ingiallimenti.
Sembrerebbe una microcarenza, senza andare troppo nel sottile, quello che abbiamo visto è che molto probabilmente era dipendente dall'andamento climatico. Cosa è successo? Prima pioveva, faceva freddo, dopo le temperature si rovesciano e le piante reagiscono in questo modo. Alcune varietà più, alcune meno. Qui cerchiamo di andare a spiegare proprio questo. Situazione climatica, vado avanti con i dati di bibliografia della zucca. Vi dicevo prima, temperatura ottimale per la crescita compresa tra i 20 e i 30 gradi. Cosa succede con temperature elevate e fotoperiodo lungo? Fotoperiodo lungo vuol dire giornate lunghe. Okay? Viene favorita la formazione di fiori maschili. E qui mi attacco a quello che si vedeva su Vanity. Con temperature superiori ai 32 gradi a livello fisiologico cosa succede? Si chiudono gli stomi, si perde efficienza negli enzimi coinvolti nella fotosintesi, quindi il motore fotosintetico della pianta rallenta. Questo coinvolge anche questioni ormonali che regolano processi di crescita e riproduzione. Il polline perde di vitalità. Si rischia di avere mancata legagione con aborti fiorali. E torno a quello che abbiamo visto poc'anzi. Colleghiamo qualche dato meteo. Quindi, periodo 13 giugno-10 luglio, che è il periodo che intercorre tra il primo e il secondo rilievo. Se prima pioveva e faceva freddo, qui abbiamo avuto 22 giorni con temperature sopra i 32 gradi e 50 mm di precipitazione. Quindi le temperature qui sono saltate e non ha più piovuto o ha piovuto molto poco. Andando avanti, periodo 11 luglio-31 luglio, qui cambia ancora. I colleghi che mi hanno preceduto l'hanno spiegato molto bene, anche con grafici, ma cosa è successo in sostanza per la nostra zucca? 0 giorni con temperature maggiori di 32 gradi, quindi ritorniamo in una temperatura optimum per la specie. Piove parecchio, piove 172 mm. Dal 1 agosto al 18 agosto, nuovo rovesciamento. Le temperature tornano a esplodere. Su 18 giorni del periodo, 17, 10 hanno temperature maggiori ai 32 gradi. La piovosità crolla. Con che risultato? Quello che si vedeva al 18 di agosto in molti casi era questo. Nella nostra prova, idem. Cosa è successo? Le foglie si sono bruciate per due motivi principali. In diverse zone ha grandinato, non grandinate violente, severe, ma delle grandinate di intensità tale da lacerare la foglia. Le temperature poi saltano e bruciano le foglie. In casi in cui non abbiamo avuto grandine, abbiamo avuto degli attacchi di peronospora che hanno portato lo stesso risultato. Nel giro di qualche giorno la parte aerea si è fulminata. Varietà più, varietà meno, e estendendo il contesto monitorato, oltre alla prova, zona più, zona meno. Però in genere questo è successo. Quindi foglie saltate e frutti scoperti. Frutti scoperti vuol dire frutti esposti. In molte varietà non maturi. Varietà a maturazione precoce e colorazione della buccia scura tendono a spaccare. Questo è quello che succede su Delica, che è successo. Qui era per rendere il fenomeno. Se io ho una situazione così dove le zucche non si vedono perché sono coperte dalle foglie, sicuramente non le ho esposte al sole con tutte le problematiche annesse. Andiamo in chiusura, rilievi in fase di raccolta, fatti in 3 date diverse. Abbiamo cominciato il 18 agosto sulle varietà precoci, anche in relazione alle dinamiche che abbiamo visto poc'anzi. È stato fatto un secondo stacco l'8 di settembre, si è chiuso il 6 di ottobre. Allora, alcuni dati produttivi. Dividerei per produzione. Sicuramente spicca il dato di Iron Cap, quasi 7 kg per pianta con poco più di 100 kg raccolti. Parliamo di frutti che hanno una pezzatura di 1,5 kg, quindi parliamo di un numero di frutti elevato qua. A seguire abbiamo Marina di Chioggia, però abbiamo delle zucche che arrivano anche a 6,5 kg, quindi meno frutti, una pezzatura eterogenea e frutti mediamente più grandi. Idem è stato per Baretta Piacentina. Anche Butternut ha fatto un buon risultato, anche con frutti di pezzatura abbastanza omogenea, tra 2 kg e 2,5 kg. Sicuramente non siamo stati contenti dei dati produttivi di Delica, soprattutto Vanity. Vanity ha portato fuori su 15 e la Giovannina. La Giovannina rispetto
a quello che abbiamo visto negli ultimi anni e rispetto a una semina fatta, un trapianto fatto 2 giorni dopo nella stessa azienda su un terreno a una cinquantina di metri di distanza, qui nella prova il risultato è stato pessimo, nel campetto a 50 metri il risultato è stato completamente diverso con una produzione elevatissima. Probabilmente questo dato è una miscela di fattori di carattere climatico e legati al terreno. Ecco, su Delica bisogna dire anche un elevato numero di frutti danneggiati, spaccati e con marciumi allegati, connessi. Ecco, una curiosità, la Genari abbiamo provato a aprirla per fargli la foto e abbiamo dovuto metterla sulla sega circolare perché era inaffrontabile e anche sulla circolare con fatica, non è andata via proprio liscia. Così una parola sulla Genaria, così per curiosità, poi andiamo a chiudere. Allora, differenze tra cucurbita e la Genaria, le vedete qui, cucurbita, fiore giallo e la Genaria fiore bianco. Le foglie con delle seghettate su cucurbita, foglie intere, leggermente cuoriformi sulla Genaria. Quindi sono proprio diverse, il genere è diverso. A chiudere, abbiamo fatto, per approfondire aspetti legati alla zucca, abbiamo fatto una visita, sempre nell'ambito del SISAR, in un comprensorio a elevatissima vocazione. Parliamo del triangolo che va tra Reggio Emilia, Modena, Mantova. Questa è la zona di eccellenza di produzione della zucca nel nord Italia. L'azienda che siamo andati a vedere, questa azienda Terra e Anima, oltre alla zucca coltiva anche meloni e angurie. Quindi è stata un'occasione per apprendere qualcosa in più sulle tecniche di coltivazione di queste cucurbitacee. Ecco, concludo lasciandovi queste immagini, abbiamo cucurbita e la genaria. Grazie.